Siamo i primi in Italia con 70 milioni di presenze e questa è la prima industria del Veneto con 18 miliardi di fatturato. Dobbiamo restare sul mercato, mantenere questa leadership, ovviamente continuando nel nostro percorso di certificazione e di promozione a livello internazionale. Presidente, allargare la promozione dalla costa veneta, Venisense, a quella anche del Friuli, come la pensa? Ma penso che fare il sistema, fare squadra serva sempre, del resto il turista vive questo Alto Adriatico come un unicum, è difficile spiegare dov'è il confine tra Veneto e Friuli, siamo fra l'altro cugini, vicini di casa, andiamo d'accordo, facciamo una promozione assieme e funziona. Ricordo solo che il turismo del Veneto nelle spiagge vale circa 32 milioni di presenze turistiche. Siete preoccupati che il coronavirus possa influenzare i flussi turistici? Il coronavirus è una tragedia internazionale, è una tragedia che va seguita. Voi sapete che io ho fatto una battaglia per il reinserimento scolastico dei ragazzi che vengono dalle zone infette e lì abbiamo avuto ragione. Abbiamo anche ragione a dire che bisogna da un lato avere la massima attenzione, dall'altro aiutare i nostri operatori turistici perché sono letteralmente in difficoltà. Gli operatori tra l'altro chiedevano di non aumentare l'IVA perché metterebbe fuori mercato il turismo. È una vergogna anche perché se aumenti l'IVA vuol dire che hai bisogno di risorse, ma se hai bisogno di risorse devi prima dimostrare di non sprecare. Siccome a livello nazionale si sprecano 200 miliardi di euro all'anno di risorse in sprechi belli e buoni, prima preoccupatevi di non sprecare più, dateci l'autonomia e poi parliamo di IVA.